Siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Partiamo subito con la cronaca. Ancora un incidente di caccia in Sardegna, il quarto in pochi giorni. Questa volta la battuta al cinghiale si stava per trasformare in un dramma nelle campagne di Perdas de Vogo. Infatti ieri mattina in località Quili e Orru è rimasto ferito un cacciatore del posto di 64 anni, Fausto Palmas. Una fucilata esplosa per sbaglio da un compagno di caccia lo ha colpito alla clavicola e al braccio. L'incidente è avvenuto attorno alle 13, subito i compagni di caccia hanno dato l'allarme, il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza che lo ha trasportato sino a dove è atterrato l'eli soccorso, che l'ha trasportato in gravi condizioni all'ospedale Brossu di Cagliari. Sul posto ovviamente sono intervenute anche le forze dell'ordine per avviare le indagini del caso e capire l'esatta dinamica. Si tratterebbe quindi di un incidente di caccia e un colpo esploso per sbaglio verso l'uomo. Palma sarebbe stato anche sottoposto ieri a un intervento chirurgico, non sarebbe grave, ma la prognosi resta riservata. Si tratta appunto, come anticipato, del quarto incidente di caccia in pochi giorni in Sardegna. Andiamo avanti. Controlli dei carabinieri durante le festività di Halloween. Sono stati denunciati 3 giovani per guida in stato di ebbrezza a Tortolì e a Barisardo. I controlli sono stati portati avanti dai carabinieri della compagnia di Lanusei durante i servizi notturni in occasione appunto delle festività di Halloween, con specifici e mirati servizi. Numerosi controlli nelle vicinanze dei locali e dei luoghi più frequentati dai giovani, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un 20enne di Lanusei, una 31enne di Tortolì per guida in stato di ebbrezza e un 19enne di Lozzorai per porto di oggetti atti a offendere. Infatti il ragazzo è stato trovato in possesso di uno storditore elettrico. I procedimenti penali nei confronti dei 3 denunciati sono tuttora pendenti nelle fasi di indagini preliminari, quindi sottolineano i carabinieri, e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo. Questo è il chiarimento dei carabinieri, della nota dei carabinieri di Lanusei. Andiamo avanti, appunto arriviamo a Lanusei, verso un futuro digitale per tutti.
tutti, arrivano nuove risorse per ridurre il digital divide. Il comune di Lanusei ha ricevuto un importante finanziamento di quasi 50.000 euro che è destinato a creare un punto di facilitazione digitale a disposizione dei cittadini. Questo contributo rientra in un progetto più ampio che coinvolge 8 comuni ogliastrini, con l'obiettivo di ridurre il divario digitale e potenziare le competenze tecnologiche della comunità. Il digital divide rappresenta la distanza tra chi ha accesso a internet e chi invece ne è escluso, con conseguenze quindi socio-economiche e culturali significative. Grazie a queste risorse il comune di Lanusei potrà offrire un servizio di assistenza e di accompagnamento verso i cittadini nell'uso dei servizi digitali privati e pubblici, per esempio la richiesta dello SPID oppure l'abilitazione della firma digitale o l'utilizzo dell'app Io. Andiamo avanti, raccolta di sangue domani a Villa Grande, martedì 5 novembre in piazza Martiri dalle 8 alle 11.30 si terrà l'importante raccolta di sangue organizzata dall'Avis comunale, un piccolo gesto di solidarietà che può fare la differenza. Per donare è consigliata una colazione leggera a base di tè, caffè o succo di frutta, evitare latte e latticini. Ogni donatore inoltre avrà un accesso a un controllo gratuito alle analisi del sangue per chi volesse donare, quindi l'appuntamento è domani mattina dalle 8 alle 11.30 a Villa Grande. Chiudiamo con la domenica delle Ogliastrine, tutti i risultati. In Serie D discesa libera per la Costa Orientale Sarda, impegnata nel terreno della Paganese, ha perso 4-1 confermandosi all'ultimo posto in classifica. In eccellenza un copia e incolla per il Bari Sardo che viene sconfitto in casa per 2-0 dal Calangianus. Alla fine del match, dopo 7 sconfitte consecutive, si vociferano gli addii nello spogliatoio della compagine ogliastrina. Una promozione caratterizzata da un sottovalutato Lanusei Calcio che ha ottenuto l'ennesima vittoria in trasferta contro il CUS Cagliari. La squadra non ha perso nemmeno una volta, occupando la testa della classifica a pari punti con la Tarros. Male invece il Tortolì Calcio, seguito dai cronisti di Radio Stella, come tutte le partite che sono giocate ieri, che ha perso in casa contro la capolista per 2-1. Stessa sorte ha colpito l'Idolo, impegnato in trasferta contro l'Atletico Masainas, che ha perso incassando 2 reti. In prima categoria il Canonao Ierzu ha vinto a reti inviolate nel derby dei Tacchi grazie a una doppietta di Marco Boi. La Bariese, impegnata a Cagliari, ha chiuso la gara avanti di 2 reti contro la Palma. Ha iniziato bene il Tertenia, ma dopo il primo gol di vantaggio ha incassato 3 reti dalla Baunese in campo biancorosso. Non sono mancate le polemiche in seconda categoria, Polisportiva Triei e il Bono. La partita è stata sospesa con un triplice fischio da parte dell'arbitro quando mancava circa mezz'ora alla fine del tempo regolamentare, con il Bono in vantaggio. Male anche la Castor, che ha perso in campo dell'Accademia Calcio Sarrabese incassando 6 reti a fronte delle 3 segnate. Nell'anticipo di sabato il Girasole Calcio ha vinto 3-1 contro lo Zorai, mentre il Villa Grande ha perso 3-2 contro il Perdas de Vogo. Questa era la domenica delle Ogliastrine con i principali risultati. Per oggi quindi è tutto con il nostro notiziario. Vi do appuntamento domani 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.